saluto agli utenti, dell'Associazione Ferrovie Siciliane che oggi ha partecipato a questo incontro che abbiamo organizzato come Tempo Stretto, che penso sia stato utile a definire quelle che sono le problematiche che sinora hanno impedito alla metroferrovia di decollare e a definire soprattutto gli impegni che le istituzioni presenti devono portare avanti, realizzare, concretizzare per poter effettivamente fare in modo che la metroferrovia diventi un servizio utile per i 60.000 abitanti della zona sud, ma in generale per tutta la città, perché se la metroferrovia funziona ne ha un beneficio una logica di mobilità sostenibile, quindi l'ambiente e quindi anche la qualità della vita. Certo, non solo Pippo, ma anche i servizi annessi a questo, perché spesso e volentieri si dimentica che il servizio poi innesca un contesto che è quello dell'economia, della microeconomia. Quindi bisogna anche considerare, non solo l'infrastruttura sotto il discorso di mobilità, ma anche tutto quello che nasce poi intorno a questo frangente. Assolutamente, tra l'altro ci sono alcuni villaggi della zona sud che dal punto di vista proprio dell'organizzazione anche commerciale, dei negozi, dei servizi, sono autonomi rispetto alla città, quindi offrire un servizio di mobilità efficiente anche locale aiuta queste attività a crescere perché allarga il loro bacino di utenza. Certo. Noi come associazione, per esempio, come visione vediamo, una visione futura, la tranvia proprio annessa alla metroferrovia, perché per esempio noi siamo qui a Gazzi, ma la metroferrovia è un'estensione della tranvia, quindi un'estensione di oltre 12 km verso sud. Assolutamente, e bisogna concepire tutto in una logica di integrazione, quindi del tram, ma anche degli autobus, sistemi anche di mobilità alternativa come le bici, maggior ragione che adesso si stanno sviluppando appunto le bici a pedalata assistita che sono un'ottima alternativa, anche il monopattino elettrico, quindi concepire tutte le alternative integrate che consentono ai cittadini di non utilizzare più la macchina. Pippo, io ti ringrazio di questa cosa e mi fa piacere che dai video che pubblichiamo noi, da queste piccole dirette fatte su Facebook, sia nata ovviamente la sensibilità sul territorio che poi ha portato anche a realizzare questa bella cosa, questa bella iniziativa che ha promosso Tempostretto.it e che probabilmente sarà il punto di rilancio di queste infrastrutture. Noi lo speriamo, l'abbiamo fatto come Tempo Stretto, abbiamo fatto questo incontro proprio esattamente per questo, per fare in modo che si esca fuori dalle chiacchiere, dai comunicati stampa, da questo tipo di liturgie e si entri nel merito delle questioni e soprattutto si definiscono appunto gli impegni e si chiamino le istituzioni a rispettare questi impegni una volta che vengono assunti, e da questo punto di vista l'unità di tutte le forze sociali, sindacali, politiche, ambientaliste intorno a questo grande progetto è fondamentale. Pippo, io ti ringrazio non solo a nome dell'associazione ma come cittadino di Messina, perché creare questi contesti di discussione sono quelle realtà che fanno crescere la città. Grazie. Ti ringrazio te per il lavoro che fate, che è veramente encomiabile.